Decreto atteso da 34 anni, è entrata in vigore la rivoluzione Autovelox che mette nero su bianco regole chiare ed omogenee, 850 i dispositivi che dovranno essere spenti ed ottenere un'omologazione per tornare attivi, ben 3.000 nel territorio italiano invece sono già considerati legittimi con caratteristiche tecniche per essere considerati omologati. Quindi ad oggi, con il decreto che è entrato in vigore, perché un apparecchio autovelox possa considerarsi legittimo, deve avere un'autorizzazione preventiva del prefetto, almeno per le strade urbane e le strade extraurbane ordinarie. Poi l'inserimento in una piattaforma ministeriale che era stata attivata nel novembre scorso e la conformità a questo decreto di oggi e quindi all'elenco che è allegato al decreto. Anche i comuni veneti dovranno adeguarsi alla normativa. Dobbiamo ancora fare delle verifiche perché bisogna appunto verificare che i comuni proprietari degli apparecchi o gli altri enti che li hanno installati abbiano inserito nella piattaforma ministeriale l'apparecchiatura, che siano tarati e che abbiano quelle caratteristiche tecniche che sono nell'allegato del decreto è entrato in vigore oggi. Da oggi, quando vengono contestate le sanzioni, nella contestazione vanno messi gli estremi della tipologia, marca, apparecchio, data di produzione, proprio per renderlo coerente col decreto. Finisce l'era delle incertezze, spiega Carlo Rapicavoli, direttore ANCI Veneto. L'auspicio è proprio questo, che si ponga fine a questa fase di incertezza, perché è giusto che ci siano delle regole chiare, sia per chi deve fare i controlli, sia per il cittadino che subisce la sanzione, non dimenticando che l'eccesso di velocità è una delle cause principali dell'incidentalità e quindi anche della mortalità sulle strade. E quindi non può essere trascurato questo aspetto della sicurezza legato a questioni di tipo formale. Speriamo che questa sia veramente la volta buona per superare ogni incertezza. Il Veneto è tra le regioni che incassano di più dalle multe per eccesso di velocità. Nel 2025 Padova è il quarto capoluogo d'Italia per incassi da autovelox, con oltre 5,7 milioni di euro, Treviso al nono posto con quasi 3 milioni di euro e Venezia decima con quasi 2 milioni e mezzo.